Non ci saranno hub per l'accoglienza dei migranti, ma il governo ha intenzione di procedere sia nell'evitare le partenze che nella distribuzione diffusa. Al netto di questo, insomma, in qualche modo quindi da frenare questo flusso incontrollato e quindi da avere numeri più sostenibili per l'intero sistema di accoglienza nazionale. Stiamo lavorando per fare in modo che non ci sia un impatto soprattutto sui territori, un impatto critico, diciamo, anche se ovviamente la distribuzione capillare, quella a cui stiamo facendo ricorso, e di questo ringrazio i prefetti, i sindaci, le regioni, insomma, che si stanno facendo carico di questa distribuzione capillare proprio per evitare grandi concentrazioni. Sicuramente l'obiettivo non è affatto quello di rivedere le scene del passato a cui lei faceva riferimento. Il ministro all'interno Matteo Piantedosi era a Venezia per il Comitato della Sicurezza della città e per la firma del protocollo per l'avvio anche in Veneto del nuovo numero unico europeo dell'emergenza 112. Qui, come altrove, e più che altrove, c'era l'esigenza di fare le cose non per bene, di più, perché è una regione che ha anche una cartolina del paese nel mondo e quindi tutto qui. Quindi ci arriviamo in maniera. Nel frattempo non mi sembra che il sistema di gestione delle chiamate di soccorso non funzioni qui nel Veneto, quindi questo migliorerà. Noi abbiamo voluto fino in fondo avere, diciamo, una progettualità come un abito sartoriale, visto e considerato che noi portiamo in eredità un 118 che è un fiore all'occhiello a livello internazionale e dobbiamo essere efficienti come prima. Quanto all'implementazione del decreto flussi per la richiesta di lavoratori da parte delle imprese, ho già detto che comunque alla verifica del consistente numero di richieste, consistentemente maggiore rispetto a quella che è la quota originaria prevista, il Governo non ha nessun pregiudizio a prendere in considerazione tutto ciò che può essere di aggiuntivo rispetto a quello che è il verificato maggiore fabbisogno del sistema delle imprese. Quindi vedremo adesso se ce ne sarà bisogno. Nel Veneto, come in tutta Italia, nessun problema ad estendere ulteriormente la quota di accesso ai benefici per l'ingresso per lavoro previsti da questo decreto flussi. e per Venezia sono assicurati attenzione ed anche incremento di uomini. Venezia e il Veneto, come tutto il territorio nazionale, beneficia e beneficerà di iniziative più di carattere generale che il Governo ha preso anche in occasione dell'ultima legge di bilancio, dove ha previsto degli stanziamenti aggiuntivi per alimentare, proprio il fondo assunzioni, per alimentare assunzioni straordinarie tale da coprire il turnover e andare anche oltre. Segnalo che ovviamente sono numeri che presi anno per anno possono essere come dire, limitati, però si tratta di immettere personale con maggiore vocazione operativa, personale di giovane età rispetto al turnover con i pensionamenti, quindi persone che ormai hanno fatto gran parte del percorso della loro professionalità, della loro operatività.